Dov'è siamo? Anzi, c'era quello i banchini. Allora guarda sicurezza mette già un po'. Dai raga, palla al centrocampo inizia. Tu te lo ricordi di levarti questo, vero? Sì, lo tolgo sempre. Bravo. Ora mi vedo pure una dritta. Sì. E quindi buonasera, benvenuti alla seconda partita di oggi, alle 23, scusatemi. Ormai 23:20, tendente al 25. Sfida fra i camurrosi oggi in casacca, maglia coperta, quindi alla casacchina gialla, contro i Sicilian Kings. Si prevede una partita molto interessante, due squadre dotate sia di tecnica ma anche di tanta fisicità. Basta vedere i Di Paola dei Camurrosi o anche Abate dei Sicilian Kings, soltanto per far capire la stazza dei giocatori di cui parliamo. No, batti tu, batti. Oltre a Puccio, logicamente. Raga, me lo ricordate il portiere, come si chiama? Lopresti. Riggio, guarda il movimento in avanti, tocca Larzio, pallacanestro lì, quindi Orecchio, che prova la conclusione. Larga, però primo tentativo per questi Sicilian Kings, forse dal suo miglior giocatore. Larzio, movimento in avanti da Di Paola. Ancora Di Paola ha provato a lanciarsi, chiude Damiani. Raga, 4 segnale e fischio. Oggi Sicilian Camurrosi sconditi da Roberto Traina, grande giocatore, forse abbiamo detto prima il miglior giocatore dei Sicilian Kings, forse il miglior giocatore dei Camurrosi. Oggi assente. Giocatore ovviamente in fase realizzativa si parla, ma non in assoluto, ovviamente ognuno poi ha le sue preferenze. Quindi Di Paola, profondo, troppo, era più un tiro che un passaggio. Chiede scusa Riccardo Di Paola. Puccio, porta palla, intercettato da Di Paola, ancora Di Paola, torna Puccio, quindi Larzio, guarda la porta! Traversa e poi palla che termina fuori, possesso dei Sicilian Kings. Quindi Orecchio in avanti, Damiani si vuole girare, ancora Damiani vuole il destro che parte deviato. Ora c'è Girgenti, portiere in prestito oggi per i Camurrosi. Altra assenza, il buon Ruffino. Quindi grande giocata di Zaccarella per Larzio, chiude Lopresti. Buono, Ruffino. Perché? Tuoni forte. Bella la giocata di Paola, che ha tentato di prendere l'incrocio in alto a sinistra. Grande giocata di Riccardo Di Paola. Posto. Andiamo semplice. Ora siamo 3:30, vabbè ci sta. Arriva. Orecchio, bello il pallone di esterno. Larzio riesce a tornare a Girgenti, che torna di nuovo da lui. Ancora Larzio, può portare la palla sull'otto di sinistra, si accentra un po', c'è Mirisola solissimo, servito adesso, su di lui Riggio, Mirisola, calcia, deviato, rimessa laterale gialla.
Raga, non mettete palla sulla linea che è in panchina perché parte il conteggio. Se metti tu palla sulla linea già parte il conteggio. Ok. Damiani chiude, Orecchio, finta e poi parte da solo. Ancora Orecchio, va sul destro. Può tentare la conclusione, adesso Cirriggio viene fermato da Zagarella. Vattene in mezzo, di no. Puccio, vede il movimento di Orecchio. Ora sono tutti fermi, c'è Riggio di nuovo che guarda la porta, poi serve Orecchio, 1-2 che non si può concretizzare perché c'è Mirisola che fa buona guardia, c'è il fallo, un abbraccio un po' troppo vigoroso. Calcio di punizione per i Sicilian Kings, c'è Damiani che si allontana. Sul pallone c'è Puccio, in realtà sono tutti abbastanza lontani, ma il migliore mi sembra Puccio. Esatto, si avvicina adesso, conta i passi, sistema il pallone. Pronto alla conclusione. Puccio morbido, Girgenti in due tempi, poi palla un po' così così, Zagarella tocca ma non basta. È rossa. È rossa per caso. Mirisola. Qui devi giocare. Scendiamo. Raga, un fallo per parte. Finita di Mirisola. Tu scendi. Vai. Ciao. Buona serata. Ormai così, tu avanti. Ancora Mirisola, grande giocata. Ancora Mirisola esterno, intelligente per Zagarella che appoggia male però che c'è Orecchio. Ancora Orecchio. Calma, Esterno Puccio, appoggio, Riggio. Lungo, troppo per Puccio ma anche per Damiani che ha inseguito il pallone. Mirisola rischia un po', c'è il fallo. Dai, gioca. Allarga, Tini a sinistra, Ni. Sei solo, uomo. Gabriele dietro, vai. Grande giocata a quelli di Paola ancora, si ferma, palla che diventa buona per Zagarella che può giocare, tamponato 2 volte da Riggio, costretto a ricominciare da Mirisola che gliela ridà un po' a metà, quindi Riggio col fisico, poi Zagarella più lesto e veloce, ancora la Zagarella, lottano i due, alla fine c'è Orecchio che porta la palla su Mirisola che di certo non è uno facile da superare. Ancora Orecchio, col tacco intelligente, chiude Di Paola e la tiene, lo presti. Orecchio, su di lui Mirisola, c'è il fallo. Nino. Gabri. Prende la palla e poi dopo lo prende, dopo prenderlo lui. Altra mattonella utile per il sinistro di Puccio. Prima ha tentato la conclusione morbida sul palo aperto. Vediamo adesso Puccio. È uno schema per Riggio che calcia, o almeno era questo il tentativo, quindi Di Paola più veloce. Ancora Di Paola, largo. Poi caccia un urlo di strazio e di non felicità dopo questo tiro.
Riggio, avanti per Orecchio, che va di esterno, chiude Mirisolla, palla che diventa buona per Zagarella che poi viene fatto cadere da Orecchio con un tunnel, se non ho visto male. Orecchio, porta palla, poi allarga nelle zone di un compagno, se non sbaglio Damiano, non Damiani. Bella giocata di Mirisolla che se ne va e poi viene fermato sul più bello, però grande giocata di Mimmo Mirisolla. Mettiamoci bene. Zagarella, Di Paola, si gira! Largo, però grande giocata a divincolarsi dalla pressione. Quindi Orecchio, schermato da Zagarella. Cade per Orecchio. Non c'è niente. Mi calza il gomito, allora che braccio, si mette davanti alla gara braccia, che fa? Non è fallo. No. Gioca! Mirisola spara alto e chiede subito il cambio. Entra Ricky Pulè. Non c'è niente, raga, per me queste cose non sono mai fallo. Ti alza il gomito e come dici tu. Orecchio, porta palla. Va dietro la Riggio che guarda la porta. Anche se non è la sua posizione, potrebbe anche tentare una conclusione improvvisa, quindi bella la giocata di Puleo a servizio di Zagarella che se ne va sul primo non sul secondo, quindi Puleo si fa anticipare ed è rimessa calcio d'angolo. Zagarella deviato, calcio d'angolo. What is it blocco? Cos'è il blocco? Non lo so. Non ho mai fatto una vita. Non so che cosa sia. Signora Pescala, non me ne dichiaro. Perché sei fermato il gioco? Aveva forse un bracciale, una collana, sfattorio. Attenzione, palla forte da Zagarella che cicca la conclusione. Di Paola si è fatta la doccia invece che berla l'acqua. Puccio. Porta palla. Orecchio. Palla in avanti da Puccio che si vuole girare. Puccio, grande giocata. Vuole il fallo e lo ottiene, anche se forse poteva continuare. C'è un vantaggio accumulativo. Giuliano. Senza portiere, il portiere l'abbiamo sfruttato. Io ho preso 4 portiere balle. che senso. Io ho preso 4 balle. Cambiato il battitore, questa volta c'è Orecchio che va con l'esterno, forse era meglio Puccio oppure Lo Presti che voleva tirare. Quindi Orecchio per Puccio, mette il corpo davanti, ancora Puccio con le mani di Paola, alla fine la rimessa laterale è gialla. Quindi Larzio perde troppo tempo, anche un po' bastonato dai suoi compagni di squadra per la poca velocità e visione. Mettiamoci bene. Puccio, vai centrale, Puccio. Seguilo. Bello il pallone di Paola, tiro grosso che si spegne sul fondo, il più pericoloso dei suoi fino in questo momento, ma non riesce a colpire. Quindi Damiani. Puccio profondo, bello il pallone, Orecchio ammortizza bene e sbaglia. Occasione golosa sprecata dal 10.
che non ci crede. Quindi Di Paola un po' così questo passaggio, si è fatto anche male. Damiano, fermato, attenzione, Puleo, 2 contro 2, Puleo in profondità, Zagarella! Chiudelo Presti. Sinarro, c'è Ricca. Vuol dire. Autogol, vediamo. Orecchio. Palla dietro a cercare Damiani. Ora Damiano in profondità. Non la tiene qui in campo Zagarella. Damiano, Puccio, zona tiro, calcia, alto. Torna Nino. Reti ancora inviolate. Attenzione, Zagarella lungo, lo vede Puleo ma lo ignora. Quindi Riccardo Di Paola che va con la suola. Grande giocata. Di Paola! È arrivato! Finalmente il gol di Riccardo Di Paola. Ci ha provato all'inizio della partita. Finalmente è riuscito a sbloccarsi. 1-0 Camurrusi. Di Paola. Giusto, raga? Sì. Posso, ragazzi? Bella giocata di Suola a liberarsi, se non ho visto male, di Damiani. Poi punta sull'angolo basso a destra dove lo Presti non prova neanche ad arrivare. All'orecchio, finta, può calciare, chiude. Riccardo. È buona, raga. Ai. No, per me puoi giocare. Giusto nella gara. Nel pozzo poi devo messo. Attenzione Di Paola, zona tiro. Fermato. Bello il pallone qui in profondità. Chiude comunque Zagarella. Zagarella tenta la conclusione, chiude la Presti. Zaga, non uscire forte. Ok, bravo. Picca. Pizzica. Palla. Bravo, Di Paola. Muoviti, Ale. Nino, siete due là. Siete due là. Riggio. Palla in avanti, più per allontanare. 7 al termine del primo minuto, cioè il primo tempo. Girgenti. Puleo. Porta palla. Guarda una soluzione che non c'è Abilanti centralmente, ora accenna un taglio, palla per lui, chiude tutto Damiano, adesso Orecchio, palla di ritorno, chiude Zagarella, quindi Di Paola che può allargare di nuovo Riggio e poi Puleo. A mettere ordine c'è Zagarella che la tiene in campo con una magia, ancora Zagarella, zona tiro, Zagarella finta, suola, sinistro, deviato calcio d'angolo. Grande giocata di Zagarella. Poi fair play di Paola. Sempre un signore Riccardo. Qui attenzione Girgenti. Vieni più basso, Nino. Puleo. Di Paola maltrattato a Riggio.
Che ha chiamato a distanza pesco io. Prova, Zaga. Raga, 4-3 come fate? Sì, 4 a favore vostro. Quanto manca, signore? Il calcia Zagarella. Palla che termina fuori, quindi Damiano si gira, abbinante, domina col fisico. Poi Puleo per Abbinanti, rinviene Orecchio, in mezzo a due, grande giocata di Orecchio, poi esterno a cercare un compagno che Calma, Ricky, sei solo. viene fermato, spronato comunque dal Bonale che vuole un po' di più dal suo 19. Quindi palla un po' a metà, Zagarella, attenzione, Damiano, occasione, Damiano! Chiude Girgenti, però comunque complimenti arrivati da Orecchio & Co. Quindi chiusura di Zagarella, poi la giocata, alla fine rimessa laterale subito per Zagarella. Di Paola. Senza fretta Di Paola. Vuole un movimento lungo, chi arriva adesso, salgono tutti, quindi Di Paola a schermare, forse con un fallo, sì. Signore, il quarto, giusto? 4 pari. 4 pani. Signore. Faccio sempre freschi, ragazzi. Raga, 4-4 come fa? Qui, vai tu. Signore, quando ti passi mi chiedo su tipa, infatti, ok? Posizione interessante per Lopresti che colpisce la barriera. Ancora Lopresti che apre tutto. Damiani viene fermato. Tanto abbiamo parlato.
Puccio su di lui Zagarella, palla da Riggio che può girare nelle zone di Abate, ancora il 2 dietro a Lopresti che non era contento di ricevere questo pallone. Orecchio la tiene, si gira e viene fermato. Puccio si gira, grande giocata, ancora Puccio. Riggio traversa e su questa grande conclusione del capitano si spegne il primo tempo. Che ha provato subito a Godiane Mirisole. No, c'è. Abate, profondo, chiude Mirisole. L'hai visto? Cosa? Go. No, ancora no, sì. Riggio Va bene, dai, raga. calcia palla sulla barriera, cioè sulla barriera, sul giocatore. Quindi rimessa laterale per i Sicilian Kings che hanno un gol di svantaggio. Qui Lopresti, dirigenti in copertura con gli occhi, parata laser. Io Organo, prendi il telefono. Vedi questa, tu sai quella di Sicilia, che se c'è... se di 58 e 30 la elimino e faccio il reel. Ah, quella. Ma le hai messe tutte staccate? Sì, questa sì, anzi l'ho recuperata. Qua sono tutte Facciamo 3-0. Attenzione, grande giocata di Paola, parata, poi di Lopresti, qui Riggio rischia un poco, quindi Puleo appoggia Binanti di ritorno. Ancora Puleo. Guiz sul fondo, abbiamo visto male laterale. Attenzione, Puleo diventa un tiro, palla che resta lì, ancora Lopresti. Oddio.
Attenzione! Palla in mezzo, 2-0. L'ha detto poco fa Samuele. Secondo me stanno 2-0. No, ora stanno 2-0. Doppietta di Paola. Grande calcio arriva dalla panchina. Grande calcio sì. Palla al secondo palo. Come il gol più semplice che si deve fare a campo a 5. Secondo palo. Appoggio 2-0 di Paola. Passano 20. Riggio in avanti. Chiude Lazio. Mirisola calciato, c'è il fallo. Attenzione, Mirisola chiude Lopresti. Poi noi abbiamo una cosa seria, 2 uffici, pure accetterci. Attenzione, palla in mezzo di Paola. La parata Lopresti. Mani sui capelli. O tra i capelli, dipende come la potete intendere voi. Di Paola, stesso calcio di rigore. C'è un calcione, grande giocata di Paola che prende questo calcio di rigore. Si avvicina a Zaccarella, magari lo vuole battere. Sono immagini per il regolamento. Per me è rigore, per me è rigore. Per me pure da dentro, cioè. Ah, fuori? Sì, fuori, per questo Fuori? ho detto il VAR. Ah, avevo capito fosse dentro. Fuori, fuori. Io, vabbè, non mi sbilancio, ma l'impressione è stata... rigore Per me l'impressione era questa. Su Dazon, per te era rigore, sì, no? Ah, per me sì, ma giustamente io non sono nessuno, comanda l'arbitro. Che fai? Che fai? Volevo prendere la Vabbè, rincorsa. Zaccarella. Zaccarella, Qui ghiaccella la rincorsa, no? vai Zaccarella. Ok, lo so. No, dovevi fare la telecronaca. No, non la faccio vedere. Non ne fai telecronaca. Ah, tale, minchia, c'ho zoom. Scavazzo. No, così. Non pensavo che fosse zoom. No, Oh, riparti. No, tu non devi prendere. Riggio. Salute. Gialla. Di Paola. Si allunga troppo. Palla che termina fuori. Ma alla fine Buona Nino! dobbiamo giocare con loro. Orecchio. 2 volte Puleo. Non c'è niente qui. Largo! Di Paola. Vuole ricominciare, viene fermato. Però la rimessa laterale è biancorossa. Dai. Arriva. Orecchio. Riggio. Ferma tutto di Paola. Quindi rimessa laterale per i Sicilian Kings. Quando mancano 18 minuti.
Primo tempo più veloce, più rapido, più divertente. Secondo tempo tutto l'opposto di quello che ho detto poc'anzi. C'è il caldo, c'è la stanchezza. Attenzione, Di Paolo in mezzo, chiude Lopresti. Adesso c'è Damiani che se ne va sul primo, apertura d'orecchio, zona tiro, anche orecchio, viene fermato. E fallo accumulativo! Puccio col sinistro viene fermato. Puccio, scendi! Bella la palla di Mirisola a cercare Larzio che si ferma, ancora Larzio anche con un tunnel un po' fortunato, poi Di Paola, stop, zona tiro, Di Paola se ne va, Di Paola, palo e poi se la ritrova la Zagarella che non riesce a fare tap-in, quindi Lopresti a ripartire insieme a Damiani e di nuovo Lopresti. Orecchio, l'unico a poter dare il respiro alla sua squadra, con questa sgasata chiude Mimmo Mirisola. Zagarella. Gabriele, la prossima, Gabriele. Gabriele, Salvana Gabriele. Ma fai esce qui. La prossima, Nino. Mirisola tocca ma non basta. No, non si può. Signore. Di Paola sgasa, palla per Mirisola che guarda la porta, finta, Mirisola chiude Lopresti. Bella giocata di Mirisola. La prossima, Nino. Palla sulla linea e poi gioca. 1, 2. Larzio calcio la posizione un po' difficile, la prende Lopresti. Vabbè, quindi non esce bene. E che glielo chiami il time out? Fai chi esce la palla bene. Ah, è vero. È vero. Non ci avevo pensato a questo. Time out verde. Time out per i camorrosi. Ci siamo dopo il time out in favore dei camorrosi, siamo tornati online. Palla in avanti. Non è Fox 40. No? Signore. Ale sul 10, Ale sul 10. Usato. Attenzione, palla a metà, Zagarella gioca questo pallone in avanti da Di Paola che lo tiene. 1 contro 1. Di Paola salta il Riggio per la tripletta. Di Paola. Male.
Questo modo si filmava. Ah, non lo so. Se te lo comunicano. Se te lo comunicano. Se te lo comunicano non mi dare più il temot. Damiani. No, non me lo chiamerei più allora. Bravo Ale. Attenzione, Zagarella da lontanissimo. Lo presti, l'uomo più sicuro del mondo. Ah. Mi alza la mano Vesti, ieri hanno fatto quello così. Quindi non è impossibile. Attenzione. Calcio di Paola, palla che rimane a metà. 1 contro 1. Damiani, finta, se ne va. Sinistro che rimane un po' lì. Quindi ancora Damiani. Chiude Girgenti. Poi Zagarella si concede un lusso. Poi se ne va. Ancora Zagarella fino in fondo. C'è un cumulativo. Poi tacco. Viene fermato qui Mirisola. Attenzione. Tira! Damiani. Brivido per Girgenti. Tiriamo! Posizioni, oh! Terzo fallo, raga. E loro? Nino centrale, Nino! Qui sbaglia il pallone per Mirisola di Paola. È nostra, eh? No, o è nostro è fallo perché allarga il braccio. Signore, siamo a 2, signore. Pure poco fa. Secondo gesto di fair play fra le squadre. Riggio, zona tiro. Calcio! Largo di poco, però Sicilian Kings che stanno tentando di risalire la china. Dai che manca ancora assai, dai, giochiamo! Girgenti, centrale. Di Paola, Larzio, cambia tutto. Dai. Verso nessuno. Tutti fermi. Gabri, veloce, mi levo lungo. No, ragazzi, palla. Dai! Damiani. Ora per Damiano! La rete del 19. Si riapre il match a 10 dal termine. Damiano. Con la O. Damiano. Manca uno, dai! Damiani per Damiano. La rete del numero 19. Ora, dai la palla, ora. Mancano meno di 10. Qui male Damiano. Dai! Damiani. Bella per Damiano. Di nuovo. Conclusione Girgenti. Attenzione, palla un po' a metà. Quindi Mirisola con l'esperienza. Palla in avanti. Di Paola che la dà a Mirisola in mezzo con un guizzo. Orecchio rischia un poco, c'è il fallo. Investito da Orecchio. Cioè Larzio investe Orecchio, c'è il fallo. Dai, gioca. Attenzione Riggio, colpo che rimane un po' in canna. 3. Adesso sono 2 contro 2. Palla in avanti da Apuleo. Lo presti con tutte le scarpe, ancora lo presti. 3 dei Sicilian Kings sul pallone. Lascia in 2 di conclusione alta. Ascolta! Sono urlato! Lo puoi dire, c'è la pressa da Gioca! Il secondo pallone c'è il regolamento. Riggio in avanti. Facciamolo! Zagarella punta tutta la difesa dei Sicilian Kings. Zagarella chiude, lo presti, poi palla un po' in metà. Damiano in avanti, anzi indietro, Orecchio. C'è per terra per ora Puleo.
Metto la... Calcia Zagarella. Male. Attenzione, c'è il fallo, quinto. Attenzione, calcia! Esce la rete di Zagarella. Più lesto, veloce e intelligenza di tutti. 3-1. Per favore, se no se poi stiamo roda. Orecchio, zona tiro. Attenzione, Orecchio. Orecchio, finta di calciare. Adesso può andare. Orecchio, piazzato, fermato. Riggio, zona tiro. Riggio! Chiude Girgenti, è ancora viva la palla. Orecchio. Si sono fermati tutti. E gli hanno concesso il gol. Orecchio. Signore, 3-2. Ascolta, Gio. Non ne fermiamo più uno. Damiano. Ricomincia dietro, da Riggio. Finta. Giocata di Orecchio. Riesce a tenere in campo. Quindi Puccio che apre tutte le zone di Riggio. In avanti, Damiano. Si gira, può anche calciare. Palla in profondità, non arriva Riggio. Il giocatore che Io faccio tutto questo. Esci, sono io fuori. Io... Attenzione, viene fermato qui Abbinanti, poi Riggio la tiene. Sempre Riggio. Sono tutti fermi i ragazzi rossi e bianchi. Puccio può allargare di nuovo da Riggio. Da qui può calciare. Riggio! Girgenti con i piedi. Non si butta più Girgenti, è un po' stanco. le mani, signor guardiano. Orecchio. Vuole movimento, palla di esterno che arriva a Damiani. Ora Riggio viene fermato da Abbinanti. Giù sei ultimo. Ma sentivo, ciao, questo qua che sta fuori. Qui Riggio da Lopresti da lì vuole calciare. Finta di Lopresti, rischia un po', rischia tanto, palla che rimane in campo, porta libera, c'è Abbinanti che calcia male.
scusami. Va bene, oh, va bene. Sinistro Giovanni. Sì. Bello. Ragazzi, gioca fino al minuto 27. Siamo al 25, 16 al 27. Giusto. Non so come facciamo a sapere che Ciao la live. Come faccio a sapere? Poi lo vedi. Considera che qua io sono partito un minuto dietro, lo vedi poi. Vabbè, Mancano 2 minuti. 2 minuti e finisce. Vabbè raga, che se poi avete poi il dubbio. Qui c'è il fallo di Riccardo Di Paola. Completamente. Raga, Schiafalli che Roma raga, avete a fare tutti i due passi in arriera. No, sì, assolutamente. Sì. Su non è mai. Mettete qua, tu a te non ti dirà la live. Non sta a me. Pronto Puccio! Abate fa il portiere! Abate fa il portiere! Costanti, ma io che piedi, Costanti? Abate, Giochiamo! abate come Lukaku in Champions League. Va bene, oh, scendi, Ricca, scendi! Scendi! Ci metto per Raga! Quello va, Mancano adesso 2 sì. minuti, ragazzi. E due piedi destra e due sinistra. Finisce al 29esimo. Alla. Raga, Scendi, Zaga! oggi ti manca traino. Senza fallo! Sì, si è fatto male Fare settimana scorsa. fallo! Ah sì? Sì. Contro di noi? Sì, dice si è fatto male, ha preso una botta alla caviglia e non vuole rischiare. Sali, Ale, sali! Sì, Ricche! Occhio pure! Attenzione, Damiani. Zaga! Puccio, una delle ultime occasioni di questo match. Puccio se ne va, ancora Puccio. Suggerimento teso, c'è il fallo. Di me! Cioè io non posso capire a mettere Luca! Sì. Probabilmente Ma sono buoni i passi, l'ultima signore! occasione. Oh! 5 metri. Oh, orecchio, ti favo un campo secchi fuori. Io è Ma cazzo come fuori. conta 5 metri? Pronto Orecchio, ultima occasione di questo match. Non fare fallo! Ma Orecchio, è uno schema per Puccio. Stop e calcio sulla linea! Puleo! E finisce qui. L'ha salvata Puleo. Vincono i Camorrosi per 3 reti